le campane che suonano per l'Ave Maria alle 6 del mattino e poi proseguono con 70 rintocchi all'ora. Non erano contenti i cittadini di Dolina in provincia di Trieste, e dopo proteste e la richiesta anche al parroco di smettere di suonare le campane, si è arrivati allo scontro e quindi è intervenuta, pensate, perfino la procura alla fine, che ha deciso il sequestro alle campane. È la guerra delle campane, è la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è venerdì 14 gennaio 2022. A Dolina, in provincia di Trieste, sigilli alle campane perché i rintocchi danno un eccessivo disturbo. Il caso è clamoroso, si è scomodato anche l'arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, peraltro originario del Polesine, che sta cercando probabilmente di trovare una mediazione. Il parroco è stato convocato dai carabinieri e ha spiegato che tutto è cominciato da quando un fulmine ha colpito il campanile. Insomma, una storia veramente bizzarra che arriva dal profondo est, insomma dai limiti orientali del nord-est. Dolina San Dorligo della Valle infatti è il comune più orientale d'Italia ed è il comune in cui in questi giorni non suonano più le campane. Secondo i promotori di una petizione avviata nel 2020, i rintocchi erano molto numerosi e assai molesti. Il piccolo di Trieste ha contato questi rintocchi: 70 colpi di batacchio alle 6, alle 12 e alle 20, nonché un richiamo ogni 15 minuti dalle 7 alle 21. Con 2 percussioni al primo quarto d'ora, 4 al secondo e 6 al terzo. Insomma, veramente troppo, e in un crescendo di accuse si è arrivati quindi al sequestro. Il parroco, anzi il vescovo, parla di un clima ostile. Vedremo come andrà a finire questa storia, ma nel frattempo proseguiamo con la seconda notizia di oggi, che riguarda le Pantere Rosa. Qui siamo a Venezia invece, e non è un film giallo, un film comico, è invece una notizia che riguarda le mascherine FFP2 di colore appunto rosa, che sono state distribuite alla polizia nella questura di Venezia. Sono in gran parte rosa, ma anche rosse, e a quanto pare i poliziotti si sono risentiti. C'è un appello per sostituirle. La notizia sul Corriere del Veneto e sulla Nuova Venezia di oggi: il SAP, il sindacato, chiede al questore di Venezia di sostituire e di ritirare queste mascherine rosa, le ritiene irrispettose nei confronti della divisa. Non ci riferiamo al colore in sé, spiega il sindacato, è però fuori luogo rispetto al resto della divisa, appunto. Il caso analogo si è verificato anche a Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Bologna, dove le questure hanno ricevuto una grossa quantità di mascherine rosa, appunto. E poi qual è il problema di questo colore? I poliziotti temono l'ironia dell'agente rosa, a quanto pare. Dovremo sopportare commenti, battute e allusioni di tutti i tipi, magari pensando fra noi. In effetti non hanno tutti i torti. Questa è la dichiarazione che leggiamo sulla Nuova Venezia. E insomma, questo colore rosa in qualche modo sarebbe un colpo basso allo spirito in qualche modo macista, secondo il giornalista della Nuova Venezia che firma l'articolo, quel che resta dello spirito macista che percorre ancora gli uffici della polizia. E allora l'appello per sostituire le mascherine rosa della polizia.
Ma vediamo invece un altro tema che tiene banco ovviamente e riempie le pagine dei quotidiani di oggi. Mi riferisco alla pandemia Covid, naturalmente buona parte dei giornali è dedicata a quello, ma cerchiamo di concentrarci su una notizia almeno in particolare, quella relativa al caos, ai punti tampone e in generale a tutto quello che riguarda appunto i test per il Covid. Abbiamo visto nei giorni scorsi, nelle scorse puntate, che in tutto il territorio regionale ci sono code e gravi disagi per le strutture delle ULS in cui vengono effettuati i tamponi di fine isolamento. La situazione è ancora estremamente complessa. Da Venezia abbiamo un articolo di Vera Mantengoli sulla Nuova di Venezia in cui si racconta proprio la situazione ormai assurda con code. C'è una fotografia delle auto in coda lungo la via che conduce al centro tamponi di Mestre, quindi auto in fila, smog, rabbia nelle code in attesa di appunto effettuare un tampone, ma c'è anche la protesta dei residenti che dicono siamo prigionieri nelle nostre case, e quindi appunto la protesta dei residenti lungo la strada che conduce al centro dell'ULS di Piazzale Giustiniani a Mestre. Ieri sono stati addirittura raddoppiati i turni dei vigili urbani e i residenti parlano di una situazione intollerabile. Da oggi entrerà in vigore l'accordo con le strutture private, accordo firmato dalla regione, e quindi anche nelle strutture private si potranno effettuare i tamponi di fine isolamento. La regione ha stanziato 5 milioni di euro e le strutture private riceveranno 40 euro per ciascun molecolare effettuato e 20 euro per l'antigenico di terza generazione. Il provvedimento ha scadenza al 31 marzo, che è anche la data di scadenza attualmente dello stato di emergenza. È interessante che l'assessore alla sanità e anche il presidente della giunta regionale del Veneto, secondo Alda Vanzan, che firma un pezzo per il Gazzettino, abbiano spiegato che non spetta alla regione di organizzare i Covid Point. L'accesso libero, la prenotazione obbligatoria e o la modalità mista per i tamponi sono in capo alle singole ULS, cioè ogni ULS decide con quale modalità organizzare l'accesso ai punti tampone. Insomma, in qualche modo la regione scarica sulle ULS, sulla sanità, la responsabilità della gestione di questa situazione, che ovviamente è in generale complessa, con ad esempio 5.000 studenti in quarantena nelle scuole, anche se la dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale sostiene che la scuola stia tenendo. C'è meno dell'1% delle classi in DAD e sicuramente questo dato è migliore rispetto a quello che per esempio c'è nel mondo del lavoro, con aziende svuotate che sono a rischio paralisi. La CISL del Veneto lancia l'allarme relativo alle cifre record dei contagi e di conseguenza delle quarantene. Insomma, l'attività si rischia di fermarsi, in molti casi si è già fermata, e quindi con numeri dei contagi che sono veramente impressionanti. I grafici pubblicati dai quotidiani lo rendono evidente a colpo d'occhio. E quindi qual è la proposta? La richiesta che arriva da parte del presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, è sostanzialmente questa: non contiamo più gli asintomatici tra i positivi. Cioè, ci sono troppi contagi, bisogna che ne contiamo meno, in qualche modo contiamo soltanto chi ha sintomi. Questa proposta non è soltanto di Zaia, ma in generale viene portata avanti dalle regioni, ed è una sorta di liberi tutti, almeno secondo i quotidiani del gruppo Gedi, che sceglie questo titolo per introdurre il tema, l'argomento nella seconda pagina dell'edizione di oggi: ridurre la quarantena, eliminare il tampone ed escludere i positivi
asintomatici. Insomma, sono queste le nuove regole proposte dalle regioni per convivere con il virus. C'è però un problema: l'Istituto Superiore della Sanità definisce assurde queste proposte e il Ministro della Sanità frena. E allora però abbiamo un'intervista ad Andrea Crisanti, il professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova e all'Imperial College di Londra, che sempre sulla Nuova Venezia, sul Mattino e sulla Tribuna di oggi dice: si vuole inseguire l'immunità di gregge ma senza ammetterlo, cioè secondo Crisanti ora il premier Mario Draghi, il Presidente del Consiglio, vuole agire come Boris Johnson in Inghilterra e i presidenti di regione fanno di tutto per restare in zona gialla e non perdere consensi. E insomma la domanda del giornalista è questa: per il presidente del Veneto Zaia vanno contate solo le persone con i sintomi, non ha senso? E Crisanti risponde: Zaia dimentica il concetto di malattia trasmissibile, per cui chi è infetto può trasmettere. La verità è che le regioni appunto stanno facendo di tutto pur di non diventare rosse e il prezzo di vite da pagare in Italia alla fine sarà simile a quello dell'Inghilterra, con 15.000 morti pur di arrivare all'immunità di gregge, che è l'obiettivo del premier Boris Johnson, che fa correre il virus, lo lascia correre appunto, ma almeno ci mette la faccia, dice Crisanti. Proseguiamo sempre con una notizia che riguarda la sanità, la risposta in qualche modo da parte della regione a una notizia che avevamo commentato anche nel podcast di ieri, il fatto che il Life Lab, il laboratorio d'eccellenza di ricerca sulla medicina rigenerativa alla torre della Città della Speranza di Padova, la questione è che sono finiti i finanziamenti dopo i primi 3 anni di lavoro di questo maxi centro di ricerca con un centinaio appunto di ricercatori e il direttore di questo punto di riferimento per la medicina rigenerativa, Gino Gerosa, ieri ha lanciato un appello, insomma dice servono tra i 3 e i 5 milioni per i prossimi 3 anni, altrimenti la struttura sarà costretta a chiudere già a fine marzo. Ebbene, cosa risponde la regione? Ha chiesto all'Università di Padova di valutare il lavoro di questo centro di ricerca, quindi valutare il lavoro di Life Lab, e poi la regione si pronuncerà sui finanziamenti. Attenzione, c'è già il presidente della giunta regionale che mette le mani avanti: abbiamo sottoscritto tanti accordi con l'università, dice Zaia, finanziamo tanti progetti ma non siamo traboccanti di finanziamenti, insomma non abbiamo tanti soldi in cassa. Insomma, non sicuramente delle parole rassicuranti per la ricerca sulla medicina rigenerativa e per il futuro di Life Lab. Vedremo come si concluderà questa vicenda. Un altro argomento all'ordine del giorno è quello relativo all'inflazione. Crescono i prezzi, cresce il costo anche dei prodotti agroalimentari e quindi anche in Veneto aumentano e schizzano alle stelle i prezzi nella grande distribuzione. C'è chi cerca di contenerli ed è la Coop, che si pone come obiettivo quello di difendere il reddito delle famiglie. C'è un articolo molto interessante sul Mattino di oggi, appunto parla della stangata sulla pasta, in particolare uno dei prodotti che cresce di più, il prezzo al chilo aumenta quasi del 40% per la grande distribuzione organizzata, e c'è quindi l'impegno di Coop Alleanza 3.0 a calmierare in qualche modo i prezzi e difendere il reddito delle famiglie. Coop Alleanza 3.0 sono i supermercati Coop, è la più grande cooperativa d'Italia con quasi 400 negozi, 2 milioni di soci e 19.000 lavoratori. È presente da nord a sud in 9 regioni, insomma, quindi l'impegno da parte della Coop a ridurre i rincari dei prezzi è assolutamente importante per chi appunto ogni giorno va a fare la spesa al supermercato.
E adesso una brevissima pagina di politica. Sono stati confermati i fondi per la rigenerazione urbana all'interno del PNRR per i comuni del nord, 1 miliardo e 200 milioni, lo ha detto la ministra Lamorgese al question time al Senato. Saranno finanziati tutti i 594 progetti che in un primo momento erano rimasti esclusi da un bando proprio per la rigenerazione urbana, un bando che aveva premiato il Sud Italia, che si era aggiudicato l'80% circa dei 3,4 miliardi del PNRR assegnati il 31 dicembre scorso, ma dopo le proteste dei comuni del nord, proteste bipartisan, nel senso che hanno coinvolto un po' tutti i partiti, il governo ha deciso di rifinanziare, e quindi la nuova tranche si allarga da 3,4 a a 4,6 miliardi, con appunto un'aggiunta di 1 miliardo e 2 che andrà a favore dei comuni che erano rimasti esclusi da questo bando, e quindi in sostanza partiranno i progetti per la rigenerazione urbana che dovranno arrivare a definizione entro il 2026, cioè tutti i progetti del PNRR si devono realizzare entro il 2026. Questa è la scadenza, molto molto rapidamente. In sostanza vedremo se le amministrazioni regionali e locali saranno effettivamente in grado di intercettare questi fondi che sono estremamente cospicui. Chiudiamo con una flash da Chioggia. È una notizia brutta, una brutta notizia di cronaca nera, un giallo. Sono state trovate a casa senza vita dopo una decina di giorni, madre e figlia, una duplice disgrazia, quindi in un appartamento del comune di Chioggia, trovate in corridoio, la madre 79enne e la figlia 50enne, e l'ipotesi è che la giovane, la figlia, sia morta per un malore, e l'anziana poi allettata sarebbe morta di stenti. Insomma, una tragedia a Chioggia, e i cadaveri sono stati scoperti dopo 10 giorni grazie ai vicini. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto e noi torniamo a sentirci nel fine settimana per una puntata speciale dedicata all'approfondimento di uno dei temi caldi di questa settimana. Nel frattempo, una buona giornata a tutti voi e grazie per avermi ascoltato anche questa mattina.